Una casa tutta d'oro. La Cadoro è uno dei palazzi più conosciuti sul Canal Grande e certamente uno dei massimi esempi di gotico veneziano fiorito. Fu fatta edificare a partire dal 1424 da Marino Contarini. Il suo nome deriva dal fatto che la copertura originaria, oggi scomparsa, era in foglia d'oro e davvero doveva essere uno spettacolo unico se i veneziani, invece che darle come da consuetudine il nome della famiglia proprietaria, hanno deciso di chiamarla così come la chiamiamo ancora oggi, Cadoro, appunto. Venite, passiamo barca e andiamo a vederla da vicino. Eccoci arrivati, guardate qui, questo è un assaggio delle meraviglie che ci aspettano all'interno. Oggi infatti la Cadoro è un museo dello Stato che raccoglie molte vestigia veneziane del passato a partire dal nucleo della collezione del barone Giorgio Franchetti, che ai primi del Novecento si innamorò di questo palazzo e decise di farne un museo, il suo museo. Dipinti, statue, bronzi, bassorilievi, affreschi, creati dalle mani di Jacopo Sansovino, di Tiziano, di Van Dyck e Paris Bordon, dei Lombardo e di Andrea Mantegna, di cui è presente in galleria un San Sebastiano per ospitare il quale Franchetti non esitò a costruire questa cappella ornata di marmi. Giorgio Franchetti non si limitò a questo, intese infatti riportare il palazzo alle sue condizioni originarie e non esitò a investire buona parte dei suoi capitali nell'impresa, come quando recuperò e riportò alla Cadoro questa bellissima vera da pozzo di Bartolomeo Bon, scolpita nel 1427. Ma soprattutto trascorse intere settimane inginocchiato, con due suole delle scarpe legate alle ginocchia per proteggersi, a dare vita assieme agli operai all'incredibile mosaico dell'Androne, per il quale si fece spedire marmi preziosi da ogni parte del mondo, una attività nella quale non esitò a coinvolgere gli amici. Gabriele D'Annunzio ricorderà a lungo di essere stato inginocchiato, anche lui, di fianco a Franchetti, a sistemare tessere su questo pavimento. Giorgio Franchetti non vide la fine del suo lavoro perché morì suicida nel 1922, ma oggi riposa tra i marmi dell'Androne e della casa sul Canal Grande che tanto amò. E c'è da giurarci che tra i giochi di sole e di acqua che rendono ulteriormente unico questo luogo, il suo spirito sia più vivo che mai. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.